esistito dal 1994 e i proprietari sono sempre gli stessi, Davide, Andrea e Davide, che arrivarono qui innamorati anche loro di quest'isola, ed è un posto molto divertente e anche molto alla mano, ci si viene per prendere il sole durante tutti i giorni. La particolarità sono proprio questi lastroni di pietra messi qui davanti in cui ci si può sdraiare davanti a questo mare stupendo. Ma là è che ci si può anche divertire mangiando delle cose un po' sfiziose.